Incidente mortale all'alba sulla Romea all'altezza di Codevigo, scontro tra una moto e un SUV verso le 5 di giovedì mattina al confine tra le province di Padova e Venezia, all'altezza di un distributore di benzina. Pesantissimo il bilancio, 2 morti e un ferito. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Piove di Sacco, i due veicoli si sono scontrati provocando una carambola dopo che il SUV si metteva nella strada principale dopo aver fatto benzina. I due mezzi viaggiavano entrambi in direzione Padova. Terribile l'impatto che ha scagliato la moto nei campi a 100 metri di distanza. Il conducente della due ruote è stato ritrovato dai soccorritori solo dopo un'ora, quando il sole ha illuminato l'aria. Il passeggero della macchina è stato trasportato all'ospedale di Padova, ma espirato circa un'ora dopo. Ricoverato, non in pericolo di vita, all'ospedale di Piove di Sacco, l'autista del SUV.